Allora, intanto buongiorno a tutti, sono Fabio Ceroni della Camera di Commercio Italo-Brasiliana. Volevo prima di tutto ringraziare i padroni di casa, la Fondazione QOA, in persona del direttore generale, il dottor Caldiere, nonché il dottor Bellamoli, responsabile e direttore dei progetti internazionali. Grazie. Grazie tanto allo studio Bonini, all'ingegner Bonini, ai validi collaboratori e tutto lo staff dello studio. E ultimo, ma non ultimo, ringrazio gli sponsor, la REM Traduzioni, nonché il Banco Popolare. Grazie tante al dottor Pugliero che è qui presente in rappresentanza dell'Istituto Bancario. Vi porto anche i saluti del nostro Presidente, il dottor Feletto, che si trova in questo momento in Brasile con una delegazione di piccole e medie imprese che stanno cercando di cogliere alcune opportunità, soprattutto legate ai grandi eventi del 2014 e del 2016, quindi Coppa del Mondo di calcio, World Cup e le Olimpiadi. Due parole proprio velocemente sulla nostra Camera di Commercio, che è presente in Italia e in Brasile dal 1954. Abbiamo una sede generale istituzionale a Milano, un'altra sede a Roma e attorno a questo territorio siamo molto presenti avendo degli uffici di rappresentanza in Udine, a Bologna e anche a Genova. Bisogna fare attenzione su questo aspetto, una Camera di Commercio autorizzata dal Ministro dello Sviluppo Economico, apparteniamo alla sezione Union Camere, Camere miste, talvolta capita quando si va in giro per il Brasile che qualcuno si accredita come Camera di Commercio, come Camera del Business, ma vorremmo proprio fare presente questo aspetto perché talvolta capita che ci si imbatta anche con degli operatori che tendono, diciamo, sotto la patente di una Camera di Commercio a in qualche maniera accreditarsi. Detto questo, non vi voglio annoiare con questi tipi di informazioni, vorrei solo anticipare che cercherò di dare oggi un taglio molto pratico all'intervento della Camera, un taglio che deve sostanzialmente provare a fare comprendere alle piccole e medie imprese quale può essere l'appeal per una strategia di approdo, di sviluppo del business in Brasile. Cercando anche sostanzialmente di evidenziare le peculiarità e le criticità di un paese come il Brasile che magari è così apparentemente vicino all'Italia, lo è da tanti punti di vista, ma ci sono poi anche, diciamo, delle condizioni che potrebbero non essere di così facile appetibilità per approdare in Brasile. Inizio con, diciamo, un momento istituzionale che è stato sancito nel giugno del 2010, è il cosiddetto momento Italia-Brasile, nel corso del quale il Presidente del Consiglio italiano e l'allora Presidente della Repubblica hanno preso nota con soddisfazione dei preparativi da parte dell'Italia del programma di eventi che avrà luogo in Brasile tra l'ottobre del 2011 e la primavera del 2012 dal titolo Momento Italia-Brasile. Il programma contribuirà al rafforzamento dei rapporti tra i due popoli nei settori economico, commerciale, tecnologico, scientifico, culturale ed educativo. I due capi di governo hanno incoraggiato a proseguire le attività preparatorie in vista del pieno successo dell'iniziativa italiana. Come dicevo, a San Paolo, 29 giugno del 2010. Inizio questa presentazione con la carta geografica del Brasile, che, voglio dire, ha quasi un aspetto provocatorio in quanto non si vuole fare una lezione di geografia, ma si vuole semplicemente fare presente che quando la piccola e media impresa desidera approdare in Brasile deve prima di tutto chiedersi dove andare. È l'argomento che viene più cliccato sul nostro sito web, è incredibile. Dove dobbiamo andare? Quali sono le criticità di una federazione che è composta di 26 stati più il distretto federale di Brasilia come, diciamo, che svolge da funzioni di capitale, con un'estensione geografica che è 28 volte l'Italia e oltre 2 volte l'Europa. Vedo che il dottor Bering sorride, però sono informazioni magari a voi note, però magari per la piccola e media impresa italiana sono molto importanti. Tra l'altro ogni Stato ha proprie istituzioni amministrative, legislative, giudiziarie, hanno la propria Costituzione e vi sono inoltre regole fiscali e doganali che sono tipiche di ciascuno Stato, quindi è importante avere come informazione preliminare che vi sono criticità di questo tipo.
Proseguiamo con alcuni veramente flash economici, la valuta reale, locale è il real, il tasso di cambio è 2,30 con l'euro, quindi un euro 2,30 real, si è fortemente apprezzato negli ultimi 2 anni ed è abbastanza stabile nell'ultimo anno. Il tasso di inflazione mediamente è sul 6%, c'è qualcuno che dice anche il 5,5%, qualche panelist che mi ha preceduto ha indicato dei tassi lievemente più alti, però sostanzialmente questa è l'indicazione. Il salario minimo in Brasile è circa equivalente a 235 euro ed è, diciamo, un parametro di riferimento importante in quanto in genere un parametro al quale vengono ancorate determinate tariffe. Per darvi un punto di riferimento potrebbe essere assimilabile a quello che è l'indice al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati in Italia. Ecco. Proseguiamo con qualche altro dato economico, i dati sulla crescita del PIL, di cui si sente parlare tutti i giorni al telegiornale in Italia, più 4,6% nel 2010, vi sono delle previsioni sul 2011 di crescita a seconda della fonte del 4,5-5%, anche se bisogna dire che recentemente, in virtù della recente crisi, vi sono delle tendenze alla rettifica a ribasso di questi tassi di crescita verso il 3,5-3,8% per il 2011, che sono comunque, diciamo, informazioni molto, diciamo, importanti in rapporto ad un'Europa che cresce con dei tassi 0, diciamo. Guardiamo la bilancia commerciale dell'Italia con il Brasile, che vede normalmente un saldo attivo per il nostro Paese, quindi le esportazioni italiane in Brasile ammontano a circa 4,8 miliardi di dollari, mentre invece le importazioni brasiliane in Italia, assommano a circa 4,2 miliardi di dollari, quindi c'è un saldo attivo a favore dell'Italia, magari per darvi qualche indicazione, che si contrappone con normalmente un saldo attivo della bilancia commerciale brasiliana verso il resto del mondo. Mi spiego meglio, normalmente l'eccedenza delle esportazioni brasiliane nei confronti delle importazioni è sempre stata storicamente, diciamo, nell'ordine di 40-45 miliardi di dollari, vi parlo dei dati del 2005-2007, negli ultimi anni, 2008-2010, vi è un'eccedenza che tende a decrementarsi, parliamo di 20-25 miliardi di dollari, questo proprio per dare un significato di come il prodotto del Brasile, i prodotti brasiliani vengono sempre più consumati all'interno e sempre meno esportati, proprio perché c'è un mercato in crescita, c'è un mercato che sta anche ridimensionandosi dal punto di vista dei consumatori. In occasione di un recente forum Italia-Brasile che si è tenuto a Roma il 7 di ottobre presso Confindustria, il ministro Furlan, anzi ex ministro, nonché imprenditore importante nel settore delle telecomunicazioni e di chiara provenienza di questo territorio, ha fatto presente che negli ultimi 10 anni sono stati tolti dalla povertà 12 milioni di abitanti. Questo significa veramente un mercato in più nell'ambito di un medesimo mercato. Questo è un dato molto importante, tant'è che con orgoglio il ministro Furlan diceva che per tanti anni i paesi BRICS e il Brasile sono stati una parte del problema del mondo, ora sono diventati una parte della soluzione e credo che non si può fare altro che dargli ragione. Vediamo per settore merceologico quali sono i principali fornitori del Brasile. Anzi, scusate, vediamo per settore merceologico, chiedo scusa, quali sono i principali beni che formano oggetto delle importazioni del Brasile. Vediamo in primo luogo i beni intermedi, semilavorati, quindi beni di consumo, servizi finanziari e incredibilmente anche prodotti petroliferi, poi spiegherò la ragione di questo. Se vogliamo vedere, anche calandoci un po' in argomento BRICS, chi sono i principali fornitori del Brasile, vediamo in primo luogo l'India, la Corea del Sud, la Cina, ovviamente gli Stati Uniti d'America e devo dire un posto preeminente anche all'Italia, che comunque si classifica all'8° posto, almeno sulla base dei dati del Ministero del Commercio Estero brasiliano nell'anno 2010.
Voglio darvi solo alcune informazioni di base sulla produzione e le riserve. Il Brasile è il primo produttore al mondo di biocombustibili. Sotto il profilo delle riserve petrolifere è autonomo dal 2006, correttamente prima il dottor Goldstein faceva osservare questo aspetto è legato al mercato petrolifero. Le riserve sono paragonabili a quelle dell'Arabia Saudita. La particolarità, mi riferisco magari alla slide precedente, sui beni importati in Brasile, vediamo che si importano molti prodotti petroliferi in considerazione del fatto che è ancora da sviluppare compiutamente la tecnologia sulla raffinazione e sull'estrazione del petrolio. Quindi diciamo sotto questo profilo in Italia abbiamo un grandissimo know-how, una grandissima esperienza, c'è un grande mercato, un potenziale mercato di riferimento. E diciamo che più in generale abbiamo in Brasile un soddisfacente grado di autonomia e di presenza di materie prime. Ad esempio, sempre sotto il profilo delle materie prime, pensando anche non so, al settore automobilistico che vedrà la Fiat approdare nel 2014 nello stato di Pernambuco, abbiamo circa il 20% delle risorse di ferro e materiali ferrosi presenti nella Repubblica Federale Brasile, 20% delle riserve mondiali, quindi parliamo veramente di un numero molto importante. Ho già fatto accenno che facciamo riferimento ad un mercato di consumo importante dove si può reperire manodopera competitiva anche se ha bisogno di essere formata. Sotto questo profilo i professionisti, amici del QO avranno e hanno tuttora argomenti di grande sviluppo della loro attività professionale. Quando si parla di mercato di consumo e manodopera competitiva non dimentichiamo che l'età media dei circa 200 milioni di abitanti brasiliani è al di sotto dei 30 anni, mentre ci troviamo nel nostro continente ad avere un'età media sui 42 anni, in Italia addirittura andiamo sui 43, quindi questo dà anche un numero, diciamo un punto di riferimento molto importante per chi, piccola e media impresa della provincia di Vicenza e non solo, deve pensare di andare ad approdare in Brasile cercando di trovare anche della manodopera che ha voglia di lavorare magari nelle linee di produzione. Credo sia insomma a tutti abbastanza chiaro che l'ambiente socio-economico è abbastanza compatibile con le attese, le abitudini, la cultura e la storia dell'Italia, anche se devo portarvi l'esperienza della Camera che talvolta ha riscontrato che questo apparente frame assolutamente favorevole può diventare in Brasile un ostacolo, e poi cercherò di spiegare perché. Cosa devono valutare le piccole e medie imprese? Sicuramente una presenza di una competitività internazionale estremamente forte. È un paese, tutto sommato, abbastanza aperto, anzi molto aperto agli investimenti stranieri, magari un po' meno aperto sotto il profilo delle dogane, dove evidentemente non basta essere, diciamo, storicamente, culturalmente e linguisticamente abbastanza affini, ma ci vuole un qualche cosa di più. Al tempo stesso, per le piccole e medie imprese, il Made in Italy è forte, consolidato e viene, diciamo, anche riconosciuto per essere comunque di qualità di tecnologia mediamente superiore. Diciamo, la nostra esperienza è stata quella di vedere che a parità di prezzo, cosa sempre molto importante per il consumatore brasiliano, sicuramente il prodotto Made in Italy o comunque il prodotto targato Italia viene privilegiato magari al prodotto di qualche altro nostro competitor. Non me ne vogliono gli amici indiani, però insomma, ogni tanto succede anche questo. Punti critici del Brasile, ho già parlato della dimensione territoriale, devo dirvi anche non aver acquisito preventivamente informazioni appropriate sulla legislazione doganale, sul mercato, sui partner di riferimento, sui professionisti. Vi faccio alcuni esempi che nella casistica della Camera di Commercio italo-brasiliana si sono frequentemente riscontrati. Ci è capitato spesso di esaminare casi di imprese italiane che avevano già incorporato una LTDA di diritto brasiliano, quindi una SRL, nella quale si trovavano, uso le virgolette, incatenati in uno statuto sociale dove era previsto un socio brasiliano che non è più obbligatorio dal 2004 e dove si sono trovati magari a dover anche affrontare
dei costi legali per andare a liberarsi da uno statuto sociale che chissà perché dava tutti i diritti tranne all'investitore che aveva, diciamo, messo sul tavolo le risorse finanziarie. Poi ovviamente questi sono casi che sono capitati alla Camera di Commercio, è brutto volere generalizzare. C'è anche un aspetto doganale che non è di secondaria importanza, in quanto ci troviamo di fronte, non capiamo forse perché l'Europa non lo fa, ad una confederazione di Stati, una federazione di Stati molto protezionistica, dove talvolta è molto difficile introdurre il proprio prodotto se non a condizioni, diciamo, di dazi doganali estremamente proibitivi, devo dire da questo punto di vista anche in condizioni di trovarsi un po' fuori mercato. Infatti da questo punto di vista con la Camera ormai noi, quando incontriamo gli imprenditori che vogliono provare a vendere in Brasile la propria produzione italiana, sconsigliamo di avere questo tipo di strategia di approdo, una strategia di prima generazione con la quale si produceva qua per provare ad andare a vendere da un'altra parte del mondo. È ormai credo passato anche, diciamo, il tempo in cui si può pensare ad una strategia di seconda generazione, cioè andiamo a fare uno stabilimento in Brasile per rifornire magari il mercato europeo perché ormai forse non viene anche più la convenienza da questo punto di vista. Invece vi sono condizioni estremamente favorevoli, anche in considerazione delle barriere doganali alle quali facevo riferimento, per una strategia che noi chiamiamo di terza generazione, ovvero identifichiamo l'area geografica dove andarsi a localizzare e andiamo a costruire uno stabilimento internamente al Brasile. Credo che queste siano argomentazioni comuni anche all'India, che è stata così autorevolmente rappresentata da altri panelist, e quindi andiamo a costruire uno stabilimento per assecondare il mercato di consumo interno, per andare in qualche maniera a creare una realtà produttiva da quelle parti. Diciamo, è importante anche evidentemente, adesso finirei forse per ripetermi, avere presente che in un paese in grande sviluppo vi sono ancora strutture giovani e impreparate, non solo dal punto di vista anagrafico, ed è importante che le piccole medie imprese, per gli argomenti ai quali facevo riferimento prima, basino le proprie scelte strategiche su informazioni non sommarie, magari acquisite occasionalmente in occasione di fiere, di incontro, viaggi di lavoro, viaggi turistici. Prima di passare, diciamo, a fare il focus sui grandi lavori degli eventi sportivi, voglio ribadire, che è anche un po' oggi la sede istituzionale per parlarne, l'importanza di pensare alla strategia di approdo in Brasile non avendo dimenticato la protezione della proprietà intellettuale, perché tante volte capita di avere avuto a che fare con imprese che si sono trovate nel corso degli anni con il proprio distributore brasiliano che aveva registrato il nome commerciale, il marchio, all'insaputa del principal italiano, e voglio dire sotto questo profilo quasi con la consapevolezza, la psicologia di essere diventato proprietario di quel marchio, di quella tecnologia, di quel design, quel brevetto. Quindi oggi ho partecipato veramente molto volentieri a questo incontro, perché raramente capita che ci sia, diciamo, un argomento sui paesi BRICS così incentrato e focalizzato sull'esigenza di dare una protezione giuridica alle invenzioni, al marchio, al know-how italiano. Quindi mi raccomando, quando si va in Brasile, questa non deve essere l'ultima cosa alla quale si deve pensare, ma probabilmente è uno dei primi step che deve essere affrontato prima ancora di andare a decidere se localizzarsi o delocalizzarsi, insediarsi in Brasile. Facciamo una parentesi sui grandi lavori del 2014 e 2016. Questa slide fa riferimento non a caso all'indotto, perché ormai le grandi commesse sono state assegnate da anni, ci sono dei grandi consorzi, delle grandi imprese che hanno da tempo vinto gli appalti, e quindi la piccola e media impresa che pensa ai grandi lavori per gli eventi sportivi dei prossimi anni non può che pensare al valore dell'indotto, a puntare l'indotto, che comunque assomma circa 40 miliardi di dollari, quindi non parliamo di cifre piccole nei settori delle infrastrutture, le tecnologie,
la sicurezza, segnalamento ferroviario, segnaletica elettrica, telecomunicazioni e quant'altro. Per quel che riguarda il settore petrolifero in generale delle energie, vi ho già fatto un po' riferimento al fabbisogno, alla richiesta e l'esigenza di portare la tecnologia, il know-how e l'arte del sapere italiano proprio nell'attività estrattiva di raffinazione del petrolio, soprattutto anche a mente del grande progetto che è in corso da parte della Petrobras. La Fiat si insedierà, come dicevamo, nel 2014 nello stato del Pernambuco. È importante questa informazione non solo perché parliamo di una delle imprese più importanti a livello nazionale, ma anche perché, dati del 2010, abbiamo un incremento delle immatricolazioni 2010 su 2009 circa il 10%, del 10%, a fronte però di un paese in cui la componentistica per il settore automobilistico è ancora per circa il 40% di importazione. Quindi questo veramente in un territorio come questo del nord-est e in generale del nord Italia deve dare un segnale di come le piccole e medie imprese che storicamente sono cresciute, diciamo, con l'arte del saper fare, lavorare business to business per conto di un grande committente, si trovano ora magari in carenza di lavoro, hanno magari impostato la propria strategia di crescita su una politica di volumi di investimenti, adesso non hanno gli investimenti ai quali far fronte finanziariamente, trovandosi purtroppo senza avere lavoro. Quindi capita spesso nella nostra esperienza di incontrare magari imprese piemontesi che magari da un punto di vista formale dicono che seguono un progetto di internazionalizzazione, ma si stanno in realtà delocalizzando e purtroppo stanno ridimensionando significativamente la loro presenza italiana e europea per andare a investire in un mercato dove i numeri purtroppo non sono numeri negativi, ma sono numeri di forte crescita. Credo di avere, diciamo, utilizzato fino all'abuso il tempo che mi è stato messo a disposizione, allora ribadisco solo l'importanza di approfondire con grande attenzione gli aspetti doganali e gli aspetti legislativi. Il sistema doganale è totalmente informatizzato, cosa che magari non è ancora così nel nostro Paese, e ormai vi è una grande attenzione soprattutto a quelle vecchie pratiche che magari le piccole e medie imprese facevano andando a, non dico sottofatturare, ma comunque in qualche maniera a ridurre il prezzo, diciamo, di trasferimento dall'Italia al Brasile. Questo è importante saperlo perché se un'impresa dovesse essere colta, diciamo, in una violazione di questo tipo, viene automaticamente imposto un embargo su quel nome commerciale, su quell'impresa, quindi non entrerà mai più nel territorio brasiliano un solo prodotto per conto di quell'impresa. Quindi per questo che è forse molto più importante cercare di comprendere se sotto il profilo della nomenclatura doganale quel prodotto può essere inserito, un determinato prodotto di un'impresa italiana può essere inserito con dei dazi doganali non proibitivi e diversamente se i dazi doganali sono proibitivi, come dicevamo, è assolutamente suggeribile identificare un'area dove andarsi ad insediare e iniziare a ragionare proprio nell'ottica di produrre localmente. Abbiamo parlato, quanto agli aspetti legislativi, dell'esistenza di 26 Stati federali, quindi ogni Stato ha proprio le proprie strutture, le proprie regole fiscali, societarie, vi sono autorità legislative autonome, quindi anche sotto questo profilo la raccomandazione da parte della nostra Camera di Commercio è di prestare una grandissima attenzione. Due parole su cosa fa la nostra Camera di Commercio. Esamina gratuitamente con l'impresa e tutti i suoi consulenti i principali aspetti che riguardano la logistica di localizzazione e del mercato, vantaggi e agevolazioni fiscali e finanziarie, assistenza durante tutto lo sviluppo del progetto di delocalizzazione commerciale o produttiva e assemblaggio. Poi svolgiamo servizi evidentemente per andare a identificare pregi e difetti di un insediamento sia sotto il profilo degli aspetti logistici, doganali, mercato, società, fisco. Capita spesso di ricevere incarichi da imprese per identificare un partner locale col quale andare a fare una joint venture o comunque avere un punto di riferimento magari in una zona baricentrica del mercato dell'impresa della quale parliamo.
Io non faccio altro che ringraziarvi, scusate per avervi annoiato e siamo a disposizione nel corso del dibattito. Grazie, dottor Ceroni.